Nessun dubbio, inoltre, che si possa, senza muoversi da Parigi, acquistare la benefica impressione di un bagno di mare. Ecco, basterebbe semplicemente recarsi al bagno Vigier, situato su un battello in piena Senna. Là, facendo salare l'acqua della propria vasca e mescolandovi, secondo la formula della farmacopea, solfato di soda, idroclorato di magnesio e di calce, togliendo da una scatola accuratamente chiusa con un passo di vite, un gomitolo di spago, un pezzettino di gomena, cercati espressamente in una di quelle grandi corderie i cui vasti magazzini, i cui sottosuoli emanano odori di pesce, di mare fresco, di porto, aspirando i profumi che deve conservare ancora quello spago o quel pezzetto di gomena, consultando un'esatta fotografia del casinò e leggendo ardentemente la guida Joan che descrive la bellezza della spiaggia in cui si dovrebbe essere, lasciandosi infine cullare dalle onde che sollevano nella vasca il risucchio dei vaporetti che rasentano il pontone dei bagni, ascoltando infine i gemiti del vento ingolfato sotto gli archi e il rumore sordo degli omnibus che passano a 2 passi sopra di voi sul Pont Royal. L'illusione del mare è innegabile, è imperiosa, sicura. La natura ha fatto il suo tempo. Ha definitivamente stroncato con l'uniformità dei suoi cieli e dei suoi paesaggi l'attenta pazienza dei raffinati. Ma in fondo, che grettezza di specialista confinata nel suo campo. Che grettezza di bottegaia che tende a preferire un articolo ad esclusione di qualsiasi altro. E che monotono negozio di fiori, montagne, mari e boschi. Monotona agenzia di mari, montagne, fiori, boschi, fiumi, laghi. D'altra parte, non vi è alcuna delle sue invenzioni reputata così sottile o così grandiosa che il genio umano non possa creare. Nessuna foresta di Fontainebleau, nessun chiaro di luna che scenari inondati da sprazzi di luce elettrica non producano. Nessuna cascata che l'idraulica non sappia imitare, sì da trarre in inganno, no? Nessuna roccia che la cartapesta non assimili, nessun fiore che speciosi taffetà, delicate carte dipinte non eguaglino. Ah, non vi è dubbio che questa rimbambita che ripete sempiternamente le stesse tiritere ha ormai consumato la bonaria ammirazione dei veri artisti. Ed è venuto il momento in cui si tratta di sostituirla, per quanto sarà possibile, con l'artificio. Un brindisi all'artificio. All'artificio. Già, se poi si pensa a Berdiscernere, quella delle sue opere considerata la più squisita, quella delle sue creazioni la cui bellezza è a detta di tutti la più originale, la più perfetta, la donna. Forse che l'uomo non ha da parte sua fabbricato da sé solo un essere animato e artificiale che vale ampiamente dal punto di vista della bellezza plastica? Esiste forse qua giù un essere concepito nelle gioie di una fornicazione uscito dai dolori di una matrice, il cui modello, il cui tipo sia più abbagliante, più splendido,
di quello delle 2 locomotive adottate sulla linea ferroviaria del nord?